Via il rimpasto, 2 volti nuovi, pochi direte se si pensa alla quantità, ma se entra in campo la qualità nel senso di rilevanza politica, allora l'aritmetica assume davvero un aspetto marginale. Al comune di Raffadali succede quello che non ti aspetti. Il sindaco Silvio Cuffaro ha designato come assessori a poco meno di 8 mesi dal voto 2 esponenti tradizionalmente di sinistra: Salvatore Galvano, commerciante vicino all'area del SEL, e Santino Farrugia, dirigente provinciale del PD, vicino alle posizioni del deputato regionale Giovanni Panepinto. Io mi sono sentito con coloro i quali mi collaborano e mi circondano e ho deciso di accettare il prestigioso incarico di vice sindaco, convinto come sono che occorra sempre spendersi per la propria comunità. E le reazioni del Partito Democratico non si sono fatte attendere. I giovani democratici del luogo hanno subito manifestato disapprovazione. A prendere posizione anche il Circolo Sessa. Il segretario cittadino Giacomo Di Benedetto in una nota è stato chiaro: Farrugia con questa sua scelta si pone fuori dal partito. Mi corre l'obbligo di dire che ieri pomeriggio ho rassegnato le dimissioni dagli incarichi sia provinciali che locali che avevo, ma in quanto tesserato del Partito Democratico rimango però ancora uno del PD, quindi sarà il Comitato di Garanzia a discuterne. Io però non voglio arrivare a questo, ma gradirei che il segretario del mio circolo e il segretario provinciale mi incontrassero al fine di chiarire quali sono le mie posizioni politiche in questo momento storico particolare. E in redazione è arrivata anche una nota dell'area fianco a fianco del PD. Panepinto chiarisce: il gruppo è e resterà all'opposizione al comune di Raffadali. Ma perché la scelta è caduta su Farrugia? Ecco le ragioni del sindaco. Anche se è stato dall'altra parte, è stato uno sempre che ha fatto un'opposizione costruttiva. So che è una proposta che io ho fatto che porta lui a prendere una scelta che va incontro tendenza con i suoi amici di partito, e appunto per questo io lo devo ringraziare in maniera maggiore. E a fare posto in giunta i 2 nuovi arrivati sono Luigi Argento e Totò Librici, ma alla base della non conferma ci sono motivi diversi, come spiega Silvio Cuffaro. Luigi Argento ha deciso di tirarsi fuori perché assolve un impegno presso l'ospedale di Agrigento, è responsabile della Camera Bianca, quindi fa una lavorazione di farmaci chemioterapici ed è costretto purtroppo a lavorare e a non avere la sua presenza qui nel comune Raffadali. L'assessore Limbrici è già da tempo che lui aveva deciso di mettersi in contrapposizione all'amministrazione, avrei voluto che fosse lui a dimettersi, invece ha purtroppo messo in condizione me di sostituirlo.